I diritti dell'ammalato, è questo l'argomento che si tratterà oggi nella rubrica 3 minuti per la tua salute. A parlarcene il dottor Paolo Madeschi e l'avvocato Riccardo Mazzon. Benvenuti alla nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione di Videosound che parla dei problemi della salute non solo del nostro territorio. Visto il gradimento che c'è stato, abbiamo rinvitato qui l'avvocato Mazzon, Riccardo Mazzon, per parlarci di problemi di attualità, cioè del diritto della salute e del diritto di essere curati in maniera da mantenere la salute. Allora, caro avvocato, qual è la situazione in Italia? I diritti dei cittadini, quali sono? Ma in questi casi dobbiamo sempre partire dalla Carta Costituzionale. L'articolo 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute. L'attualizzazione della Carta Costituzionale avviene non tanto e non solo tramite legislazioni nazionali, ma tramite l'adesione dello Stato italiano a tutta una serie di protocolli, di accordi, di come vengono anche definiti adesso carte, le quali evidenziano e costruiscono il diritto alla salute concretizzandolo. In particolare possiamo ricordare la Carta Europea del Malato, ed è del novembre 2002, dove vengono proprio concretizzati tutti questi diritti, tra cui proprio il diritto ad essere curati in assenza di qualsivoglia discriminazione, nel senso che soprattutto ovviamente la problematica di tipo economico oppure la problematica di tipo razziale non possono assolutamente essere prese in considerazione quali discriminanti al momento curativo. Ecco, questo però si riallaccia al discorso che per essere curato bisogna fare una diagnosi, bisogna dire quindi cos'è il malato e quindi bisogna dare nello stesso tempo al paziente, all'ammalato, la possibilità di avere una diagnosi e quindi che gli venga offerta la possibilità di avere una diagnosi. Sì, in questi termini qualsiasi persona umana in quanto tale, proprio diciamo scevra da qualsiasi altra qualifica, quindi non può esserci incidenza di cittadinanza, di sesso, di religione, eccetera, ha diritto ad una diagnosi. Diciamo che questo è un problema che poi va ad intersecarsi con la problematica relativa alla scelta del medico e alla scelta della struttura. Ecco, prima di arrivare a questo, che penso lo parleremo la prossima volta, però dicevo questo era per fare un gradino alla volta, ha diritto alla salute, ha diritto alla diagnosi, però ha diritto anche a una diagnosi tempestiva in maniera che la terapia possa essere utile, perché se io faccio una diagnosi tardiva, magari quello è un tumore, lo scopro tardi e non riesco a guarirlo. Sì, è chiaro che tutti i principi che, ripeto, leggiamo nelle varie carte internazionali e che sono la concretizzazione per quanto riguarda l'Italia dell'articolo 32 della Costituzione, a volte si scontrano con quella che è la dimensione pratica, organizzativa. Certo. Lo Stato avrebbe il dovere di garantire a tutti, cittadini e non cittadini, il diritto alla salute e conseguentemente il diritto ad una diagnosi tempestiva. Se noi andiamo a leggere anche il codice deontologico dei medici, verifichiamo che esistono articoli nei quali i medici si impegnano proprio ad effettuare diagnosi puntuali, precise. È chiaro che devono essere messi in condizione, di poterlo fare da parte dello Stato. Dopodiché ad impossibilia, come suol dirsi, nemo tenetur, nel senso che evidentemente se non vi sono fondi particolari oppure i fondi sono gestiti in modo non congruo, è chiaro che il caso concreto si scontra con quella che è invece la realtà organizzativa dello Stato. Bene, ringraziamo l'avvocato Mazzon che ritroveremo e noi ci vediamo la settimana prossima con un'altra puntata.